Allora, salve a tutti, Ciao. amici di Antedecos. Siamo qua in una villa. Accecante? Puoi dire il nome della villa? No, non si dice. Allora, la villa si può trovare con Google Maps, però ho visto un video di alcuni Ghost Hunter che tenevano riservata il nome della villa, quindi non lo diremo nemmeno noi. Dove siete di andare? Mi acceca sta Ah, ok. E niente, vediamo. Io sono già stato qua una volta, non ho rilevato assolutamente niente. Vedremo se questa volta, essendo anche di notte, se ci sarà qualche riscontro, qualche presenza o chi che sia, o se magari non troviamo proprio nulla. Perché Special guest? Special guest Samuele, Ciao a che tutti. sarà il nostro fotografo. Di fiducia. Esatto. Bene. Dove iniziamo? Allora, iniziamo comunque. Tu dove ti senti di iniziare? Perché io. Da di là. Da di là? Sì. Ok. Ho sentito il risveglio. Hai sentito un bisbiglio? Sì. Ok. Io il RF qua che adesso lo tiro fuori. Il K2 zoom. La Elena come sempre il K2, io questa volta ho anche l'RF in mano perché di solito li tiene sempre lei. Non sono messo. No. Cioè mi sveglio. Ok. Parla del luccido. Ha brillato. K2. Dammi il telefono. Ah cazzo, io non ce l'ho in aereo. Ok. Tu ce l'avevi già in aereo, Elena? No, l'ho appena messo. Ok, bene, tutti in aereo, quindi qualsiasi anomalia. Non è più normale. Esatto. È più strano. Bene. Che ci conviene fare tipo un giretto e dopo iniziare o iniziamo già? Partiamo dall'entrata. Io stavo per dire infatti prima, quando ho detto a lei, vedi te dove iniziare, io avevo pensato di andare direttamente all'entrata. Tanto questa villa dovrebbe essere stata bellissima all'epoca. Oltre che enorme, sì. Rovinata e vandalizzata ovviamente da barboni, di sfullati. Sfollate. C'è qualcuno qua dentro? C'è qualcuno qui con noi? Perché Ho sentito. anch'io, però non so se sia rumori provenienti. Ancora. Verso dove? Verso È di là. Perché... Non abbiamo solo conseguenze. Io ti do un consiglio. Abbassa la luce. Perché sennò Sì, non stavo vedi. cercando di equilibrarla in tal maniera che io vedessi anche le lucette del Così, K2. così, sì. Tu ogni tanto scatta foto in giro. Bene. C'è qualcosa, eh. Ho appena visto una luce di là. Luci in che senso? Una cosa.
Ok. Fu- 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 Forse il tuo istinto di andare verso di là era giusto. Boh. La scala è fino a giusto. Tieni conto che dalla finestra si vedono le luci del... Sì, sì, no, no. Ok. Partiva da metà e andava giù, si è mossa. Non è che... Ok. Io sento un canto di là. C'è la porta che si muove ma il vento perché sento aria. Sì, però c'è un movimento costante sia a destra che a sinistra. Non fa solo sulla direzione. Ok, Però noi sentiamo un corrente d'aria che arriva da là. ok. Cioè mia sento... Ma può essere che fa il circolo cosita? Cerchiamo di parlare in italiano. No. Può essere che fa il circolo, l'aria, Può essere. e quindi prima va là e poi ce la fa dondolare. C'è qualcuno in questa villa? Hai sentito qualcosa? Sì, infatti sta bene però. Non c'era mica quando sono venuto qua io. Ma quanti piani ha? 3 credo, cioè questo, il primo piano, il secondo piano. No, è inquietantissimo quella roba là. Sì. Ma hai visto i motivi della porta? Della porta? Di che anni è che è? Non lo so, mi sono informato, ma qua comunque ci sono un sacco di camini. Non vorrei spararla grossa, ma c'è quasi un camino in ogni stanza. È vero? A parte che per riscaldarla è il mio giubbotto. C'è qualcuno, qualche energia che desidera comunicare con noi? Abbiamo 2 strumenti in mano. Io ho questo nero con la lucetta verde, la mia amica questo grigio con la lucetta sempre verde. Se vi avvicinate potete farlo illuminare. Abbiamo anche un registratore con cui possiamo sentirvi. Penso sia il vento comunque. Sì, che fa... Ah, che sposta la porta. Questa è la stanza del parquet. Che non c'è più. Ah no, c'è ancora, sì. Anche qua c'era un cammino. Sì. Cosa sta un animale o vedo sta qualcosa da tipo un suono acuto tipo Tu hai sentito qualcosa? No, io no. Ma perché ero girata verso di là? penso sia stato tipo un animale sotto. Non c'è nessuno che vuole comunicare con noi? Non vogliamo fargli del male? Ho sentito. Cosa? Sei dalle scale? Andiamo giù? Sì, su giù ci sono le cantine.
attenti che là c'è un buco, però comunque... C'è qualcuno? Hai sentito che quando lei ha detto sciù si sono fermati tutti i rumori? Oh, è arrivato un silenzio di tomba. Appena tu hai detto shh. C'è qualcuno qui? Un cane sicuro sta. Noi non stiamo sentendo cani. Io ho sentito un cane. No, no. Questo cos'è? Quello di un drone? Telecomando di un drone? No, macchinetta. Radio telecomandata? Sì, abbastanza. Vecchia. Scarpe, bottiglie, gomme. Qua probabilmente veniva qualche barbone, se c'è quello là che magari facevano fuoco dentro, vedi che è tagliato qua. Ah sì. Non fare qualche rumore? Pieno di botti blu. Che botti blu sono... Sono quelli che dentro mettono l'olio esausto. Sì. O materiali chimici. Esatto. Ma tanti pneumatici, non neanche messi male. Non mi va a fuoco. Ah, adesso sì. Non mi andava a fuoco la videocamera. Sì, c'è luce. Magari la luce mia che dà fastidio. Sta luce attaccata. Sento un... Ah, io non intendo accadere così. Ah, ok. Beh, cadi anche distante, non fa rumore. Qua è dove esci, c'è le scale, Ok. praticamente. Noi siamo entrati. Sì. Qua se volete c'è anche la dépendance. Era quella fuori di là? Sì. Beh, prima guardiamo dentro. Sì, 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 direi. sì. Era giusto per farvi da cicerone visto che ci sono già stato. Cos'è quella roba nera? Sembra una base di qualcosa. Quelle che fanno su. Aspetta, Lo spago. Ma è stata anche base militare, giusto? Sì, allora, è stata residenza, breve cenno storico, adesso non mi ricordo il nome delle famiglie ma non li potrei neanche fare. Ha passato varie famiglie, come si faceva all'epoca, poi è stata base militare ed è stata anche rovinata per questo, con bombardamenti o saccheggiamenti. Poi a via degli anni è stata abbandonata e chi poteva fare ha raffato quello che poteva e adesso è in questo stato qua. Quindi se è stata base militare magari nella guerra può esserci stato anche qualche deceduto di guerra, suppongo. Comunque strutturalmente è quadrata. Sì, È tanto semplice.
Sì, comunque è lo stile di tutte le ville venete, ecco. Stile Palladio, per dire. Spanne all'alto. Aspetta un attimo. Ah, là si può andare, sì. Qui hanno bevuto. Ho sentito adesso. Sì? Beh, allora non ci vado. Mm, dite niente, per favore, mi sto già cacando. puoi tornare indietro, per favore? Non semplice sotto scala. C'è altro. Sì. Sono stato io. Andiamo di qua. Guarda che pezzi di struttura questa qua. Qua ti ritorni praticamente dove eri prima, che c'è il coso per arrotolare lo spago. Anche se sembra di più per la canna dell'acqua. Ah sì. Qua comunque non si capisce se le bottiglie sono d'epoca o se sono... Ma ti dirò. Forse quelle. Ma. Sì, fai fatica a capire qua. Sì, comunque abbiamo fatto quel tragitto per niente, cioè ve lo dico. C'è un ritorno di suono qua sotto che è assurdo. Io i passi tuoi li sentivo di là. Sì, sarà anche la struttura come è fatta. Ah, a me una cosa che mi è venuta in mente, a me il K2 aveva brillato appena entravo in questa stanza qua. Calma piatta qua. Calma piatta. Non c'è nessuno qua giù. Comunque qua dentro non fa freddissimo come fuori. Andiamo su. Sì. Sei triste che non ci sono i cassetti. Sì, un sacco. Qui sarà un bagno molto Sì. potente. Quello che ne rimane. Mamma mia, guarda che vecchio. E qui si va su, ma... Allora, io ci sono stato su. Sì, ma andare su per di qua e andare su per di là è la stessa cosa? Sì, Andiamo credo di ricordare. Forse c'è come partire da su, là. di là. Sì, perché almeno sono in pietra, sei più sicuro. Ah. Mi sono girato perché sembrava di sentire un rumore. A me fa suggestione la parte di là comunque. Quale? Quella di là. Un po'. Però io adoro tantissimo queste finestre finestra con l'edera. È stupenda. C'è quella che è Fai proprio una di là. foto qua. Da su però. No, alla finestra qua. Guarda che bellissima foto che fai qua. Tienimela là. Sì. Non è luce naturale, no. Ma è mirrorless. No, è una brisa questa. Ah. Mi spieghi che differenza c'è tra mirrorless o no? Allora, la mirrorless è praticamente l'evoluzione molto tra virgolette della reflex, Ok. che praticamente al posto di avere l'otturatore meccanico, scusa il termine, cazzo quanto senso, al posto di avere la parte in vetro interna, la parte digitale più leggera, però praticamente il principio di funzionamento è lo stesso. Ah. Invece le briglie sono delle semi-automatiche. Ok. Questa è la scala. Questa qua che adesso vedrai è la scala. L'altra scala.
Io eviterei di pestare il legno lì. Sì, sì, sì. Molto pericoloso. Ma ste porte sono in legno? No, questo non è legno. Avanti. A me fa un sacco di paura sta scala. Abbastanza. Perché Possiamo andare dietro, possiamo rimanere male, vederli là. Ma sta porta mi attirava tanto. Sì, ma non per sopra. È chiusa. sì, E questo? anche. Ma noi entriamo da dietro. Oh, Io sento robe comunque. no, questo pavimento è un po' imbarcato. Io farei il giro di là. Sì, sì, qua assolutamente no. Appunto che là è morbido. Dove stai puntando la luce te? Fai i passettini piccoli. Sai che qua non... Guarda il disegno per terra. Dentro. Ti giuro che se qualcuno rispondessi muoio. Io l'indagine la vorrei fare su... Una macchina fuori? Sì, sì. Io voglio anche fare la panoramica di fuori. Il problema è che dovresti utilizzare le pile e non so quanto soldi sono. No, no, giusto così e basta. Con gli infrarossi magari. Non so quanto venga. Brutto in che senso? Oh! Hai fischiato? No. Io no. Hanno fischiato. C'è qualcuno qui con noi che può darci un segnale della sua presenza? Abbiamo 2 strumenti in mano che se vi avvicinate si possono illuminare. Sai che io quella volta che sono venuto qua non ero venuto qua. Non ero venuto qua sopra. No? Ho sentito tipo un bussare. No, io ho sentito qualcosa tipo vetri calpestati. Io l'ho sentito tipo... Non è zen. C'è qualcuno qui dentro? Attento al buco. Là. Com'è? C'è un sovrastrato, ma non so se sotto si... No, 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 no. No, no, sembra duro sotto. Questa è la porta chiusa dall'altra parte. Vero? Qualcuno ha sospirato. Io no. Anch'io. Ancora? Il vento non può essere perché No, no, c'hai... ma è tipo... Ho sentito anche io qualcosa di là adesso. Sì. sì. Dove va quel buco? Cioè, quale stanza è?
Qualcuno Oh. non significano più però. Oh, Eh. ancora. C'è qualcuno qui? È la finestra col vento. No, io sei tu. No, ma il suono che non ho sentito prima è il colpo. Se ci sei, puoi avvicinarti a noi, per favore, così capiamo che sei qui? O se puoi farci capire dove ti trovi. Ragazzi, mi è passato sotto tipo un fumo. Qua. È la finestra, sì. Dai cazzo. Ma se prima... Mi inquieta queste cose. Aspetta un secondo, perché ho visto male con la coda dell'occhio. Hai sentito? Sì. Di là, di là. Aspetta un attimo. Guarda adesso la mia inquadratura su quella porta lì. Ok. Madonna, no, io spero sia un gioco di luci. Ritorna indietro. Hai visto l'Orps intanto? Sì. È un gioco di luci. Perché a me con la coda dell'occhio da... Allora, intanto l'Orbs bisogna... Allora, adesso vi faccio un po' di lecenzina sugli Orbs. L'Orbs, allora, lo riconosci perché la polvere parte da un punto e muore su un altro, va dritto. L'Orbs sembra che abbia anche un movimento intelligente. Punto primo. Punto secondo, lo vedi solo quando c'è tanta luce. Sì? Sì, perché è traslucido e lui si carica con la luce. Ok. C'è il polo negativo e positivo che si caricano con quella. C'è qualcuno in questa stanza? Hai trovato... Sì, adesso sono stato io, ma ho sentito qualcosa prima di... Ma io non ho fatto... No, no, ho fatto io. Ah, ok, ok. Allora, io non vorrei dire una cagata, Ok, però io sento spesso sì, una voce femminile ok. che fa... Io cosa ti ho detto prima di venire qua? Cosa ho registrato? L'unica cosa che ho registrato. Non mi ricordo. se ti ricordi. L'unica cosa... Allora, io sono stato qua Ancora? a settembre, ottobre, non mi ricordo adesso. Comunque, l'unica cosa che ho registrato nel piano sopra, un canto femminile. Ho sentito anch'io qualcosa adesso. Giù. Questa è la finestra, molto probabilmente. Se volete... Allora, se adesso vi porto su un altro posto che... Sul posto, Attenzione. Camminate sul posto dove ho registrato Ok. l'EVP. Stai